Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Al Regamonti Ceppi si affrontano Lecco e Pro Patria. Partita sempre molto sentita tra le due società, tra le due tifoserie. Il Lecco di Capitan Giudice alla 100ª presenza oggi con la maglia del Lecco. Insegue ancora un posto al vertice nei playoff, può arrivare secondo e terzo, approfittando anche del contemporaneo passo falso della Pro Sesto e dando anche un occhio a quello che succederà al match del Pordenone. Pro Patria che invece insegue un posto nei playoff. Passano 3 minuti, rimessa laterale per il Lecco, Dudu Magni da titolare quest'oggi, si porta la palla sul mancino ma non inquadra la porta, non può dare forza alla conclusione, nessun problema per Del Favero. Portiere classe 98 della Pro Patria, Giudici batte, scambia con Ilari, la rimessa laterale, poi va alla conclusione, questa volta un po' più pericolosa di quella di Magni, all'8º, ancora però distante dai pali, il sinistro di Capitan Giudici. Rimessa laterale di Zambataro a cercare Dudu alla mezz'ora passata. Dudu, Del Favero non è impeccabile, arriva Luca Giudici che va a esultare sotto la curva nord. Il 10° gol in maglia blu celeste del capitano alla 100ª, la sblocca lui, Luca Giudici. 32 minuti, Lecco in vantaggio 1-0 meritatamente, in festa il popolo blu celeste. Con bandiere prima della partita, bellissimi gli striscioni a ricordare ai tifosi che non ci sono più. Magni difende col corpo la posizione, poi scaraventa questo sinistro insidioso perché rimbalza davanti a Del Favero che non è impeccabile e poi Giudici incrocia per il gol del vantaggio del Lecco. Ultimo minuto nel primo tempo, Zuccon, lo scambio, poi Buso cerca dalla sua zolla, non riesce però a far girare il destro, va sul palo corto ma raso terra, nessun problema per il portiere della Pro Patria. Ripresa 47 minuti, Ndrezka dà il pallone a Nicco e la risposta di Melgrati in angolo. Primo tiro verso la porta vero della Pro Patria nella ripresa. Zeliak, bello il cambio gioco su Buso. Buso la sterzata è un cioccolatino e poi la risposta di Del Favero. Che stop di Buso, una palla che arrivava da lontanissimo, una carezza al pallone, poi il tiro sul destro, calcio d'angolo e poi attenzione alla conclusione sporca ma vincente, va sull'1-1 la Pro Patria con Castelli che non colpisce bene ma la traiettoria beffarda inganna un incolpevole Melgrati. Al 60°, lo vediamo dal calcio d'angolo, va di prima intenzione, la schiaccia e la traiettoria è imparabile per il portiere del Lecco. E pensiamo ancora da qui. Castelli, bravo a crederci ed andarci, però fortunosa veramente la conclusione del numero 30, classe 99 della Pro Patria. 83 i minuti, Giudici va dentro, Zeliak la sfiora, la tocca leggermente, è un pallone che sarebbe solo da spingere in rete, non riesce però l'esperto giocatore blu celeste alla 98ª con la maglia del Lecco. Giudici, Pinzauti è entrato dalla panchina, Pinzauti la prova, la deviazione ed è 2-1
2-1 Lecco, Pinzauti, la gioia di Lorenzo Pinzauti, centravanti bluceleste, festeggia con i compagni, con i componenti della panchina, un gol di capitale importanza nella stagione del Lecco. 7° gol stagionale di Pinzauti, c'è una deviazione di un difensore, ma tanto qui Giudici ci prova, ma la palla non inquadra la porta, però il gol è tutto di Pinzauti. Ci si avvicina alla conclusione di questa gara che il Lecco porta sino alla fine con il vantaggio. Sul finire però attenzione al brivido, perché Molinari va a colpire la traversa di testa il difensore centrale della Pro Patria. Grande occasione colossale per i Bustocchi di pervenire al pareggio a tempo scaduto, all'ultimo istante, all'ultimo soffio di gara. Molinari colpisce bene, stacca bene sull'angolo di Indrezca, ma c'è la traversa a dire no. Questa è la più grande occasione nella ripresa della Pro Patria, forse della partita di Bustocchi, al di là del gol. Non c'è però la rete del pareggio, finisce 2-1, il Lecco salta, balza al 2° posto, scavalcando Pro Sesto e Pordenone nel giorno della promozione della Feralpi Salò.